si è chiusa un'era, che è quella di Luca Zaia, che però è stato un grandissimo governatore, come ha ribadito anche Donzelli. Ora si apre un'altra fase che sarà sempre di centrodestra per dare continuità al buon governo di questi anni. Ormai il Veneto lo governiamo dalla notte dei tempi, continueremo a farlo anche con il prossimo candidato che sarà, ripeto, il miglior candidato possibile tra tutti quelli della coalizione che ciascun partito porterà sul tavolo. Però la Lega già scalpita, dice che il candidato presidente sarà suo, dovrà essere suo. Mi stupirei se la Lega dicesse non vedo l'ora di lasciare il candidato a Fratelli d'Italia, dopodiché vedremo. Una pagina politica nuova dove nulla si può dare per scontato, soprattutto dopo la pietra tombale sul terzo mandato con il no della Commissione Affari Costituzionali all'emendamento dei senatori leghisti. Luca De Carlo parla accanto a Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, di fatto il primo colonnello meloniano. La politica è anche questione di prossemica. Non abbiamo una data delle elezioni, quindi per andare a ritroso dal deposito delle candidature per fare una discreta campagna elettorale, considerato che c'è anche l'estate, credo che ragionevolmente o appena prima o appena dopo d'agosto potremo decidere. C'è tutta l'estate davanti, quindi anche per dividersi, ma De Carlo è fiducioso sulla tenuta della coalizione. Ciascun partito può correre da solo quando vuole, semplicemente perché sono i veneti che sempre ci hanno mandato dei segnali molto chiari. Laddove nei comuni siamo andati divisi abbiamo regolarmente perso e quindi non credo che la Lega, per come conosco io e per lo straordinario rapporto che ho io con Stefani, abbia mai pensato ad andare da solo. Magari qualcuno all'interno della Lega, non Stefani, ha creduto di poterlo fare per un proprio tornaconto magari personale, ma sicuramente non i vertici della Lega. Quindi c'è chi bleffa nella Lega. C'è chi dice no. Sotto la loggia dei Cavalieri il Popolo Meloniano, la presidente del circolo locale Marina Bonotto e il segretario provinciale Claudio Borgia. Questa è storicamente la provincia dove il partito degli amici alleati leghisti è molto forte e radicato. Qui si narra, è nata la Lega Veneta, però noi con questi numeri oggi siamo protagonisti e ci siamo anche noi. Insomma, gli equilibri sono cambiati, il messaggio che parte non tanto velatamente dal cuore di Treviso, ma qui nessuno sembra voler spaccare il fronte. Lunedì il presidente Meloni alla Camera, a margine della sua visita all'Aia, ha detto che noi non abbiamo bandierine, bensì il tricolore. Questo mi sembra una esaustiva presa di posizione, ribadendo l'unità.